Buonasera a tutti e benvenuti. Sono Ferdinando Gottard di Edicom Eventi ed Edicom Edizioni e vi do il benvenuto a questo webinar che fa parte di un ciclo di iniziative online organizzato insieme alla Terlite e che vede alternarsi ogni giovedì una serie di tematiche in cui sono affrontate con i tecnici proprio di la Terlite. Oggi ci occuperemo di microcalcestruzzi HPFRC, cioè High Performance Fiber Reinforced Concrete, cioè calcestruzzi fibro rinforzati ad alte prestazioni, che rappresentano una forse delle maggiori innovazioni nell'ambito degli interventi di riabilitazione, riparazione di edifici esistenti, di strutture esistenti. Vedremo oggi innanzitutto cosa sono questo tipo di microcalcestruzzi e vedremo anche a quali normative dobbiamo fare riferimento e quali possono essere e come devono essere le applicazioni e l'utilizzo di questi materiali. Ospiti oggi sono i due relatori che vedete già collegati, sono l'ingegner Santi Urso e l'ingegner Berni Baietti, che sono due tecnici di Laterlite, Ruregold in particolare, che è una delle branche di Laterlite che si occupa proprio di questi materiali. Vi ricordo che potrete in qualsiasi momento porre delle domande scrivendole nel pannello domande che trovate tipicamente alla vostra destra nel pannello di GoToWebinar. Qualsiasi quesito, dubbio o altro lo potete porre, io vedrò di raccoglierli e porli man mano ai nostri relatori alla fine del webinar. Vi ricordo anche che alla conclusione del webinar di oggi riceverete una mail con il link da cui scaricare le slide delle presentazioni che i due relatori terranno oggi. Abbiamo ormai, credo, un buon numero, vedo, di persone collegate e possiamo cominciare a entrare un po' nel vivo di quello che è questa ora o poco più che passeremo assieme e cedo subito la parola all'ingegner Santi Urso per introdurci innanzitutto la tematica e quindi capire cosa sono questo tipo di calcestruzzi ad alte performance e fibro rinforzati. Buonasera a tutti, grazie per la presentazione. Come già anticipato, il focus di oggi è proprio quello dei rinforzi strutturali mediante materiali compositi di tipo HPFRC. Prima di entrare nel vivo dell'argomento andiamo un po' a vedere quelli che sono i punti che oggi affronteremo, quindi faremo intanto una definizione, andremo prima a definire i materiali di tipo microcalcestruzzi HPFRC, andremo successivamente a contestualizzarli all'interno di un inquadramento normativo che comprende non solo il contesto italiano ma anche europeo. E infine andremo a vedere degli esempi di applicazione di interventi di rinforzo strutturale mediante questi materiali fibro rinforzati. Partiamo dalla definizione dei materiali fibro rinforzati tipo HPFRC, che sta per High Performance Fiber Reinforced Concrete, e vengono inseriti all'interno dei materiali fibro rinforzati mediante fibre. Probabilmente già conoscerete i sistemi di tipo FRP o FRCM, o più comunemente anche i sistemi come CRM, che si tratta di sistemi di rinforzo strutturale mediante fibre continue inserite all'interno di una matrice, che potrà essere di tipo polimerico se parliamo di sistemi FRP o di tipo cementizio se parliamo di sistemi CRM o FRCM. Oggi invece parleremo dei sistemi FRC, Fiber Reinforced Concrete, ovvero un materiale composito che presenta una matrice di tipo cementizio, ovvero una malta o un calcestruzzo, al cui interno sono presenti delle fibre discrete distribuite in modo omogeneo all'interno della matrice e che presentano e che conferiscono al materiale composito una resistenza a trazione che altrimenti non presenterebbe. Dal punto di vista della definizione di un generico materiale composito, sappiamo che in generale è formato da più fasi. In questo caso parleremo di una matrice che è una matrice cementizia, ovvero calcestruzzi o malte,
che possono essere sia normali ma anche ad alte prestazioni, e di fibre discontinue inserite all'interno della matrice. Tra le fibre ovviamente possono essere di diversi tipi, ma questo è un argomento che affronteremo successivamente. Volendoli contestualizzare e confrontare anche con i diversi tipi di sistemi di rinforzo a materiali compositi, quali gli FRCM o gli FRP, la fase 1, ovvero quella rappresentata dal rinforzo, in questo caso è rappresentata da delle fibre corte e discontinue distribuite omogeneamente all'interno della matrice, e da una matrice cementizia differita appunto da una matrice inorganica o polimerica nei casi di FRCM o FRP, e quindi il materiale che si ottiene alla fine è un materiale omogeneo esattamente equivalente a un generico calcestruzzo o una malta. Le proprietà del composito che si ottiene chiaramente dipendono dai costituenti, quindi dalla matrice e dalle fibre, dalla loro geometria e dalla loro distribuzione all'interno della matrice. Chiaramente ciò che ovviamente una delle proprietà principali di questo materiale è quello proprio di avere queste fibre distribuite in modo omogeneo, quindi non presentano una distribuzione prevalente rispetto una direzione prevalente rispetto a un'altra, ma una distribuzione omogenea all'interno della matrice. Analizziamo intanto le fibre che possono essere inserite all'interno di questi materiali. Esse presentano sicuramente una dimensione prevalente rispetto alle altre due. Si tratta di fibre che possono presentare una superficie liscia o ruvida, ovviamente in funzione del collegamento che deve essere garantito con la matrice cementizia. Possono presentare una forma rettilinea o sagomata, possono essere la principale caratteristica è quella proprio di essere dispersi omogeneamente nell'impasto, quindi verranno caratterizzati esattamente come dei calcestruzzi. Tra le diverse tipologie di fibre presenti in commercio sono presenti sicuramente le fibre di acciaio che presentano caratteristiche meccaniche molto alte, quindi risultano essere molto prestazionali. Sono presenti anche fibre di tipo polimerico o vetro o di carbonio, ma anche fibre in materiali naturali. Ovviamente la principale caratteristica che devono possedere queste fibre è quella di essere dotate di una marcatura CE, ovvero queste fibre devono assolutamente presentare una valutazione dal punto di vista europeo, che ne garantisce soprattutto le prestazioni all'interno poi della matrice cementizia. Qual è la principale conseguenza dell'inserimento di queste fibre all'interno di un calcestruzzo? Quello di conferire al calcestruzzo stesso una resistenza residua a trazione. Mi soffermo un attimo su questa affermazione perché è importante capire il passaggio tra un calcestruzzo classico a un calcestruzzo di tipo FRC. Sappiamo che il calcestruzzo ordinario è modellato dal punto di vista della resistenza a trazione come un materiale di tipo fragile, ovvero una volta raggiunta la resistenza a trazione, il limite elastico della resistenza a trazione, si presenta una rottura di tipo fragile che fa decadere immediatamente il carico fino ad annullarlo. La differenza principale con i materiali FRC sta proprio in questo passaggio in cui la fase post-fessurativa dei calcestruzzi non è immediata, ma conferisce una certa duttilità ai materiali cementizi che poi potranno essere successivamente, vedremo, di tipo includente oppure no. Volendo differire le diverse tipologie di fibre all'interno della matrice, potremmo dire che le fibre sintetiche, a causa anche della loro maggiore deformabilità, si comportano in modo migliore rispetto alle fibre d'acciaio in termini di resistenza al ritiro in fase plastica del calcestruzzo. In sostanza riescono a sopportare meglio le deformazioni plastiche e ad assorbire meglio anche la formazione delle fessure che si creano nelle parti in cui il calcestruzzo FRC è soggetto a trazione. Di contro, le fibre di acciaio, proprio per la loro maggiore prestazione, assumono un ruolo molto più importante all'interno dei calcestruzzi strutturali, proprio perché la loro grande rigidezza e resistenza conferisce maggiore resistenza al materiale composito che si ottiene. È facile intuire che i parametri che entrano in gioco nel conferimento di queste proprietà meccaniche al calcestruzzo FRC sono molte.
Una di queste è sicuramente la geometria delle fibre. Infatti sono presenti in commercio diverse tipologie di fibre, tra cui quelle ondulate oppure sagomate alle estremità o tra di loro incollate. Chiaramente è facile intuire che la sagomatura riesce a offrire una resistenza maggiore rispetto ad una fibra che può essere di tipo liscio. Perché? Immaginate di pensare di estrarre una fibra da una matrice cementizia. Ovviamente l'unica forza che si oppone a questa estrazione è quella di attrito che si manifesta all'interfaccia tra la fibra e il calcestruzzo. Ovviamente se noi sagomiamo le estremità di una fibra, oltre al contributo dell'aderenza che si presenta all'interfaccia, avremo anche il contributo geometrico, in cui sarà ovviamente maggiore la forza che riuscirà a esprimere. Questo favorirà anche la formazione di un ramo post-fessurativo molto più accentuato e a volte anche più importante con una tensione molto più alta anche della tensione di trazione del materiale senza la fibra. Ovviamente è importante sagomare l'estremità delle fibre proprio perché proprio in quella parte si ha una concentrazione delle tensioni massime e quindi sarà anche la parte in cui dovrà esprimersi una maggiore resistenza da parte delle fibre che risulteranno soggette a trazione e verranno in qualche modo espulse dalla matrice. Parlando invece di fibre di PVA rispetto alle fibre d'acciaio, sicuramente esse si presentano in modo sicuramente più leggero, quindi è più facile immergerle e distribuirle all'interno della matrice. Poi successivamente presentano una maggiore deformabilità rispetto ad altre tipologie di fibre, che ovviamente comporta una conseguenza che è quella di assorbire in modo migliore le deformazioni che derivano dalla formazione di fessure e quindi dall'apertura delle fessure che si manifesta nelle zone di trazione del calcestruzzo. Ovviamente sono presenti in commercio diverse fibre, però volendole in qualche modo confrontare tra di loro, è possibile dire che le fibre in propilene presentano una modesta aderenza con la matrice cementizia e un modulo elastico decisamente modesto. Le fibre in PVA invece presentano una buona aderenza alla matrice e un buon modulo elastico. Le fibre di acciaio rettilineo invece presentano sicuramente una modesta aderenza ma un elevato modulo elastico e infine abbiamo le fibre di acciaio sagomate che oltre ad avere una buona aderenza presentano anche un elevato modulo elastico. Spostando il focus invece sulla matrice degli FRC, essa è rappresentata, come detto precedentemente, da un materiale cementizio, quindi più comunemente da un calcestruzzo o da una malta. Al fine di migliorare l'aderenza tra la matrice cementizia e le fibre, è stato dimostrato che aumentando la frazione di fine all'interno della matrice si migliora non solo il collegamento con la fibra, ma anche si garantisce una buona lavorabilità. E infatti è facile pensare che se si aumenta troppo la frazione in volume di fibre all'interno della matrice, l'impasto che si ottiene potrebbe risultare poco lavorabile. Lavorando sulle percentuali di fibra ma anche di fine della matrice si riesce comunque a ottenere un materiale fibro rinforzato composito che ha anche una buona lavorabilità e quindi è più facile anche da applicare. Ovviamente dal punto di vista della caratterizzazione meccanica, tali matrici vengono classificate esattamente come si fa per i calcestruzzi senza fibre. Andando un po' a contestualizzare all'interno dei rinforzi strutturali questi materiali, essi possono essere utilizzati per effettuare interventi di rinforzo strutturale su elementi di tipo trave, pilastro, ma anche per la realizzazione di cappe collaboranti a basso spessore. Qual è il principale vantaggio di utilizzare questi materiali? Sta proprio qui, nella riduzione di armatura che è possibile inserire, ma addirittura in alcuni casi addirittura eliminare da questi sistemi di rinforzo, che contestualmente si avrà una riduzione della manodopera che ovviamente non dovrà posizionare le armature di rinforzo negli strati che si andranno a realizzare, quindi si avrà sicuramente un corretto posizionamento del rinforzo perché in alcuni casi non è necessario inserire
inserire barriere di armatura, quindi sarà semplicemente disposto questo strato di calcestruzzo fibro rinforzato, che quindi sarà anche più facile da gestire. Ovviamente ci sarà un contenimento degli spessori, proprio perché se voi immaginate di dover realizzare un'incamiciatura di un pilastro in cemento armato, il posizionamento di barre di armatura ovviamente farà crescere gli spessori del rinforzo, che ovviamente saranno dell'ordine degli 8-10 cm. Con la possibilità di utilizzare materiali di questo tipo, sicuramente nei casi in cui non è necessario aggiungere armatura, gli spessori saranno decisamente contenuti e ridotti nell'ordine dei 4-5 cm. Ovviamente sarà possibile anche realizzare un rinforzo di tipo tridimensionale spaziale dei nodi e infine, ma non per ultimo, la possibilità di incrementare le prestazioni di oltre il 50%. Questo fa riferimento alle altre tipologie di rinforzo strutturale mediante materiali compositi e mi riferisco ai sistemi FRP ed FRCM. E infatti è assodato il discorso che questi sistemi non possono incrementare le prestazioni meccaniche degli elementi da rinforzare di una percentuale superiore al 50%, proprio per dei limiti imposti dalle varie istruzioni del CNR all'interno delle linee guida. Vediamo qui una piccola panoramica degli interventi sugli elementi strutturali che possono essere effettuati mediante materiali FRC. Quindi, come detto precedentemente, parleremo di rinforzo di pilastri mediante incamiciatura a basso spessore, ma anche di rinforzo di travi. E infine parleremo di rinforzo di solai mediante la realizzazione di cappe a basso spessore nell'ordine dei 3-4 cm. Andiamo ora a contestualizzare questi materiali all'interno del quadro normativo. Questi materiali trovano intanto un esplicito riferimento all'interno dell'NTC 2018. Nel paragrafo 11.2.12 infatti si fa un esplicito riferimento ai calcestruzzi fibrorinforzati di tipo FRC caratterizzati dalla presenza di fibre discontinue nella matrice cementizia. Ovviamente però il documento principale che regola le regole di progettazione di questi materiali è il documento del GNR, il DT 204 del 2006, ovvero le istruzioni per la progettazione, l'esecuzione e il controllo di strutture di calcestruzzo fibrorinforzato. Tali materiali sono presenti anche all'interno dell'Eurocodice 2 e anche all'interno del FIM Model Code 2010. All'interno del paragrafo 11.2.12 dell'NTC del 2018 si fa un esplicito riferimento alle caratteristiche che tali materiali FRC devono possedere per essere utilizzati come materiali per le costruzioni e si fa riferimento a un documento che deve essere rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, ovvero il CVT, sta per Certificato di Valutazione Tecnica, che deve essere ottenuto in accordo con le linee guida per l'identificazione, la qualificazione e la certificazione dei materiali FRC. Tale documento contiene i risultati di una serie di sperimentazioni e prove che devono essere effettuate presso laboratori certificati e che non fa altro che garantire le prestazioni meccaniche dei materiali che poi dovranno essere posati per effettuare i rinforzi strutturali. All'interno della circolare esplicativa del 2018 si fa inoltre riferimento ai calcestruzzi FRC utilizzati per impieghi strutturali e si pone il limite minore di percentuale di fibra che dovrà essere presente all'interno della matrice e dovrà quindi dunque essere dello 0,3% in volume. All'interno della famiglia laterlite sono presenti 3 tipologie di materiali FRC, in particolare HPFRC, ovvero High Performance Fiber Reinforced Concrete. Sto parlando del Microgold Steel e il Microgold FCC, che fanno parte della famiglia Ruregold, e del Micro Calcestruzzo Centro Storico, che invece fa parte della famiglia Leca Laterlite. Per quanto riguarda le prestazioni meccaniche di questi materiali, come detto precedentemente, vengono trattati esattamente come dei materiali dei calcestruzzi ordinari, quindi avranno assolutamente una resistente, presenteranno dei certificati che presenteranno la resistenza a compressione, la resistenza a trazione e il modulo elastico, ma il vero parametro che differenzia questi materiali dai calcestruzzi ordinari è la loro tenacità, espressa in termini di resistenza residua a trazione. Vi ho anticipato prima
però vogliamo entrare adesso un po' più nel dettaglio di questo parametro. Questo parametro ovviamente poi andrà a influenzare la resistenza a fatica, la resistenza all'usura, ma soprattutto offrirà anche un'ulteriore capacità di resistenza per i problemi di impatto. Come è possibile valutare questa resistenza residuo-attrazione? I test setup a disposizione delle aziende sono di due tipologie. Si parla di prove a trazione uniassiale su provini a osso di cane, che può essere fatto in una macchina a controllo di spostamento in trazione, o più comunemente prove a flessione su 3 o 4 punti su delle travette che presentano un intaglio in mezzeria. Ovviamente il secondo test setup è più facile da realizzare ed è anche più comunemente utilizzato. Qual è il risultato di questa prova? Si ottiene una curva sigma W, dove W sta per apertura delle fessure. Infatti si va a monitorare il carico che viene applicato e si va a leggere l'apertura delle fessure in prossimità proprio dell'intaglio, della sezione di mezzeria. Successivamente, in prossimità dei valori fissi di apertura della fessura, si andrà a leggere la resistenza a trazione nel diagramma, che poi sarà corrispondente a dei parametri all'interno della normativa e che ne definirà poi verranno inseriti all'interno di un algoritmo per poi ricavare il diagramma sigma S, sigma epsilon del materiale FRC. A seconda del dosaggio delle fibre è possibile ottenere due diversi comportamenti. Tendenzialmente per volumi di fibra maggiori del 2% si ottiene un comportamento di tipo includente. Per valori di fibra inferiori al 2% tendenzialmente si ottiene un comportamento di tipo degradante. Cosa sta a significare questa differenza di comportamento? Comportamento includente si ottiene nel momento in cui la resistenza residuo a trazione è maggiore della resistenza a trazione del materiale stesso, mentre un comportamento di tipo degradante si ha quando si ha un rilascio più graduale dell'energia, quindi una resistenza residuo a trazione più bassa. Per quanto riguarda il microcalcestruzzo centrostorico, esso presenta un comportamento di tipo degradante e, come possiamo vedere anche nell'immagine, ciò è dovuto a una fessurazione che si presenta in un'unica sezione. Di contro i calcestruzzi Ruregold, Microgold FCC e Microgold Steel presentano una multifessurazione, quindi una capacità di distribuire e di dissipare più energia, che quindi conferiscono un comportamento di tipo includente al calcestruzzo. Ovviamente questi materiali possono essere utilizzati per effettuare diverse tipologie di rinforzo. Volendo analizzare il rinforzo dei solai mediante la realizzazione di cappe collaboranti a basso spessore, è possibile utilizzare entrambe le famiglie di materiali fino ad ora descritti, ovvero il microcalcestruzzo centrostorico e i materiali Microgold Steel FCC. Ovviamente per questa tipologia di rinforzo strutturale non è necessaria una grande resistenza a trazione per quanto riguarda la cappa collaborante, proprio perché è noto che i solai storici presentano una crisi lato acciaio, in quanto i solai presentano una quantità di armature molto bassa. Questo vuol dire che anche se io incremento la resistenza a trazione di molto inserendo un materiale di tipo includente, io non vado ad allontanare la crisi da quella dell'acciaio, perché comunque avverrà dal lato dell'anello più debole. Quindi è possibile utilizzare il microcalcestruzzo centrostorico in basso spessore, che avrà sicuramente dei vantaggi rispetto a un'altra tipologia di rinforzo, in quanto sicuramente si evita la posa della rete elettrosaldata, in quanto la distribuzione del carico è comunque garantita dalla presenza delle fibre. Inoltre si riduce anche l'inserimento o si annulla l'inserimento di armature di rinforzo all'estradosso o anche di collegamento con gli elementi resistenti che possono essere le murature o le travi. Allora, prima di passare direi la parola a Berni Baietti, che si occuperà di illustrare le applicazioni con
i microcalcestruzzi fibro rinforzati. Solo qualche chiarimento. Abbiamo visto nell'immagine, ad esempio, che c'erano dei sacchi, ma in che quantità, cioè i sacchi da che quantità sono e sono l'unica modalità in cui sono disponibili i prodotti? No, è possibile anche averli, diciamo, in fornitura diversa. Ovviamente dipende dal cantiere in questione, quindi verrà poi definita la soluzione migliore in funzione dell'applicazione. Possono essere infatti, come diceva il collega ingegner Santi, forniti anche in sacconi o big bag per i grossi lavori. Quindi con quantità, cioè in peso, diciamo, molto Sì, più rilevanti? sì, 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 sì. D'accordo. Allora direi magari completiamo il quadro così vediamo anche le applicazioni, poi lasciamo spazio alle domande e lascio quindi la parola all'ingegnere Sì. Baietti. Ok, E ti passo adesso il prendo lo ruolo schermo. della condivisione dello schermo. Ok, un attimo. Ok. Ok, Perfetto. buon pomeriggio a tutti. Eccoci qua, proseguiamo e andiamo verso la conclusione di questo webinar parlando delle applicazioni e mostrando fondamentalmente la cantieristica. Cantieristica nel senso messa in opera e applicazioni partendo da alcuni cantieri realmente fatti dei sistemi HPFRC. Ripartiamo un po' da dove il mio collega ingegner Santi ci ha lasciato, quindi partiamo dalla prima applicazione che ha citato correttamente, rinforzi a basso spessore, stradosso solai, diaframmi di piano, quindi rinforzi stradossali dei solai a basso spessore. Quello che andiamo a fare sostanzialmente è cercare di creare un diaframma, comunque un piano rigido, che possa spostare tipicamente le forze orizzontali coinvolgendo tutti i setti. Chiaramente questo vale soltanto se ci sono collegamenti sul perimetro, quindi o spinotti o tiranti. Ovviamente i tiranti per impedire lo strappo delle pareti che vengono caricate fuori dal piano, mentre gli spinotti invece quando lavorano nel piano del setto. Quindi in questo caso questi sono pareti che hanno gli spinotti perché l'azione sismica viene investita nel senso della maggiore rigidezza del pannello, mentre viceversa in quest'altro piano sono dei tiranti. Vediamo come si mettono in opera. Ecco qui l'applicazione a basso spessore. Fondamentalmente deve essere fatta una scarifica, bisogna garantire una scabrezza di circa 5 mm della superficie esistente. Vedete qui le spinottature ai tiranti con delle barre tipicamente di basso diametro, F10 o più spesso F8, a interasse inghisate e resinate. E poi vedete nei nostri disegni che sono presi dal nostro quaderno tecnico, che sono anche disponibili in DVG sul nostro sito, appunto il calcestruzzo trattato, e nel caso in cui non si riesca a garantire la scabrezza può essere anche necessario utilizzare il connettore chimico. Viceversa, se si riesce a garantire un'adeguata scabrezza, si passa direttamente al getto del sistema HPFRC, in questo caso è Microgold, e vedete come si fa. Qua si vedono le immagini degli operatori che scariolano. Rinforzi a basso spessore dei solai, in questo caso ve lo faccio vedere con un microcalcestruzzo con un comportamento includente, perché in questo caso, per esempio, che andiamo a vedere, i solai avevano uno schema statico a trave su 3 appoggi, quindi fondamentalmente una trava continua, quindi la necessità di rinforzare anche per i carichi statici, in questo caso, prevedeva la necessità di andare a mettere delle armature integrative oltre la rete superiori, tipicamente in appoggio, come vediamo qui dal diagramma dei momenti, e sugli incastri, dove ci sono le frecce rosse. Questa è un'immagine tratta dal tognoletto che avrete visto sicuramente tutti. In questo caso c'era necessità di non aggiungere armature metalliche tipiche, ma rimanere nello spessore di 3 cm. Ma perché dobbiamo per forza rimanere nei 3 cm? Beh, il sottinteso è perché siamo costretti. Tipicamente, adesso lo vedremo dai cantieri, tipicamente abbiamo i classici problemi di ristrutturazione delle soglie, non possiamo spesso caricare 7-10 cm
perché abbiamo necessità di tenere le soglie e quindi abbiamo i piani impostati, magari abbiamo 5 cm, quindi dobbiamo fare il rinforzo e poi una livellina e attaccarci il pavimento. Gli impianti ci penseremo per farli altrove. Vediamo le altre applicazioni, ma poi vediamo proprio dei cantieri. Il jacketing, quindi il ringrosso a basso spessore con addirittura in alcuni poca armatura o addirittura senza armatura aggiuntiva, bassi spessori 3-5 cm, notevoli aumenti di resistenza e di rigidezza. Ecco qua, vediamo proprio il cantiere. Questo è il classico rinforzo a basso spessore di un edificio residenziale. Questa è una villa a Brescia, siamo abbastanza in centro, e vedete qua il perimetro, il calcestruzzo che è stato trattato della solettina esistente, e vedete bene il problema delle soglie. Qui è stata smontata la soglia, ma poi verrà rimontata, e abbiamo circa 4 cm, 4 cm e mezzo, quindi bisognava stare in 3 cm di rinforzo. Ecco il perché del microcalcestruzzo. Anche qui lo schema prevede la trave continua, quindi necessità di non avere in mezzo a barre, perché altrimenti avremmo problemi di sormonti. E vediamo come si mette in opera. Vediamo qui il kit, quindi vediamo i sacchi, questa è la parte polvere, poi ci sono anche ovviamente il kit delle fibre, perché i kit sono da 4 sacchi e un pacchetto di fibre, e vedete che vengono messe nelle normalissime betoniere da cantiere, quindi gli operatori devono mettere ovviamente multipli dei kit, quindi 4 sacchi o 8 sacchi nelle betoniere con i relativi predosati di fibre, aggiungere l'acqua e attendere i tempi di miscelazione. Ecco, sui tempi di miscelazione spendo qualche parola, perché rispetto a un calcestruzzo tradizionale o rispetto anche ai microcalcestruzzi incrudenti, degradanti, questi microcalcestruzzi ad alto dosaggio di fibre hanno necessità, proprio perché sono calcestruzzi con una grossa parte fine, molto pieni diciamo di chimica, di essere miscelati per molto più tempo dei calcestruzzi tradizionali, tendenzialmente 8-10 minuti in betoniera. Ecco il motivo per cui, per accelerare i tempi di cantiere, vedete il classico caso come questo delle 2 betoniere, in modo che quando la prima è pronta a scaricare, l'altra sta miscelando, gli operai praticamente hanno sempre un carico disponibile e non si fermano. Ovviamente si va con le carriole, in questo caso che abbiamo un edificio residenziale di dimensioni non clamorose, i solai erano per piano non superiori ai 120-130 metri quadri, e vedete il prodotto si spande da solo, è quasi in autolivellante, poi vedremo delle foto di un edificio ancora più grande. Quindi vedete comunque manodopera diciamo tradizionale, da noi seguita in cantiere, che viene, ovviamente il fondo deve essere bagnato, qui si vede, prima di gettare il calcestruzzo. Ecco qua la stratigrafia di questo solaio a Brescia, qui si vede perfettamente l'ingranamento, quindi anche la granulometria del prodotto che è sbilanciato tantissimo nella parte fine, si vedono perfettamente le fibre metalliche, si capisce bene il dosaggio, che peraltro non affiorano perché è diciamo, ha una reologia particolare, quindi non tendono a galleggiare le fibre ma stanno sotto. Comunque deve essere un minimo staggiato, chiaramente, il calcestruzzo, e vedete proprio la forma a doppia piegatura, quindi uncinate, per prevenire lo sfilamento e permette comunque di contenere i dosaggi. Quindi da qui si capisce anche il perché del comportamento incrudente del prodotto. Sempre parlando di microcalcestruzzi per rinforzi stradossali, anche qui solai su travi come trave continue, quindi con appoggi intermedi, e qui vedete spinto all'estremo l'uso di questi prodotti. Perché? Qui è stato fatto un miglioramento sismico, questi sono degli edifici Liberty a Rapallo che vengono parzialmente convertiti ad hotel e in parte vengono definite come residenze. Quindi vedete qua la facciata è tutta, ovviamente un edificio Liberty bellissimo dei primi del Novecento, tutto vincolato, non si può smontare nessuna soglia e quindi le imposte sono tutte fisse. Chiaramente come si poteva fare? Non si poteva rinforzare da sotto neanche con le fibre il solaio, bisognava lavorare da sopra. Ovviamente non si può, ecco l'interno, vedete? Questo è il solaio, tolta la pavimentazione e trattato. Vedete qua, si vede perfettamente nelle immagini che abbiamo 3-4, abbiamo circa 5 centimetri alla soglia. Se voi considerate che poi deve essere pavimentato, capite che lo spazio a disposizione è tra i 2,5 e i 3 centimetri. Qua si vedono bene che poi qui ci sono delle travi che poi si vedono sotto ribassate, quindi capite lo schema
su travi continue del solaio. Come fare a rinforzarlo? Qui sì che serviva un prodotto incrudente, microcalcestruzzo. Si vedono peraltro anche altri interventi, si vedono le reti dei CRM per gli intonaci armati moderni, e si vedono anche dei rinforzi a taglio dei nodi con carbonio e quindi con sistemi FRP, tutti prodotti della gamma Ruhr-Gold. Come avete visto, qui ogni edificio aveva 5 solai e come capite qui la necessità era consolidare tutti i solai e non si poteva lavorare con le betoniere di prima, perché è impensabile di montare un castello di carico ogni piano e spostarsi. Come si è scelto di lavorare? Ecco qui il prodotto. La reologia particolare permette di lavorare in condizioni anche molto, se vogliamo, estreme, cioè si permette di lavorare non solo con le classiche betoniere da cantiere, ma anche con le pompe da calcestruzzo, da betoncino. Quindi che cosa è stata fatta? Vedete questa pompa a tramoggia, è stata montata al piano terra di ogni edificio, e poi che cosa si faceva? Si è montato un tubo, il tubo metallico della prolunga, e si pompava le quote dei piani. Chiaramente qui vedete i 5 solai, si partiva e si saliva fino ad arrivare addirittura ai 15 metri di altezza. Quindi c'era una squadra di 3 operatori che alimentava, vedete qua le 2 planetarie, quindi con i sacchi, la tramoggia, la pompa spingeva in quota, e poi cosa succedeva in alto? Ecco qua, c'era anche qui i tubi in acciaio frangiati, e qui vedete lo scarico nelle cariole, e vedete l'operaio poi che getta. Anche qui si vede benissimo la stratigrafia, si vede il calcestruzzo del solaio che è stato trattato per la scabrezza, si vedono benissimo le fibre. Si vede anche molto bene che la reologia particolare del calcestruzzo, microcalcestruzzo, vedete quanta parte fine, tende a creare una pellicina che impedisce di migrare all'acqua e di evaporare troppo velocemente, quindi tende a formarsi questa specie di pellicina o crosticina superficiale per evitare una rapida evaporazione. Certo è che ci si può comunque aiutare, come è stato fatto in questo caso, perché i solai sono stati fatti in alcuni casi in piena estate, applicando poi delle bagnature con teli umidi o utilizzando anche dei cooling. Ecco qui vedete poi il getto finito e vedete l'operatore che sta staggiando, e faccio notare che il prodotto, sebbene sia un colabile, non scappa via, non è completamente un autolivellante, è più una crema, vedete? Si presta molto bene, tant'è che in questo solaio, che ovviamente ha i suoi 150 anni, o poco meno, c'è la necessità, anche una parte erano in pendenza, quindi c'è la necessità di non caricare troppo, quindi con la staggia si riesce a tenere un minimo i piani e andare appresso alle pendenze anche di un 2%. Sono materiali molto performanti e anche molto intelligenti. Certo, vanno studiati i campi di getto, bisogna avere la consapevolezza delle attrezzature, che possono essere quelle normali da cantiere, ma c'è la necessità di studiare un attimino la squadra, quindi tipicamente devono esserci almeno 2 operatori se c'è una pompa, o altrimenti se c'è le classiche betoniere, un operatore alle betoniere e poi un paio che scariolano e staggiano a terra. Altra applicazione, il jacketing o il ringrosso dei pilastri da basso spessore. Questa è una scuola, qui siamo nel Canavese, siamo in provincia di Torino. La scuola anche qui è un miglioramento sismico, sono stati fatti anche altri interventi ai solai con carpetteria. Ovviamente c'è la necessità di irrigidire, oltre che rinforzare e quindi aumentare la resistenza dei pilastri, sopra il 50% tutti i pilastri dell'edificio. Ovviamente con le fibre non era possibile, perché il limite che ha detto bene il collega ingegner Santi prima, che è imposto dalle norme, e che cosa si è scelto di fare? Per evitare di andare a gravare troppo in fondazione, si è scelto di fare un jacketing con i microcalcestruzzi. Qui vediamo i pilastri che sono stati demoliti in breccia, sono stati tutti isolati, questi sono stati, diciamo, trattati prima dell'applicazione del prodotto, e poi vedete anche qui è stata addirittura integrata anche un'armatura integrativa, qui sono dei F12 con delle staffe, quindi capite anche che sollecitazione importante andava a prendere. Poi è stato fatto un ringrosso di circa 4 cm. I casseri vedete che sono casseri a tenuta e sono stati gettati poi dall'alto con delle tasche i microcalcestruzzi. Ecco qui si vede il prodotto scasserato, vedete sembra quasi un facciavista, una fibra che è emersa, però vedete quanto è chiuso il prodotto, cioè molto fine, e qui vedete
la tramoggia che è stata fatta per gettare dall'alto. In questo caso non si sono usate ovviamente la pompa che avete visto prima, perché erano 15-20 pilastri, non aveva senso, si è usata la betoniera e i secchi, gli operatori andavano su sul trabattello, gettavano. Sempre parlando anche qui di jacketing di ringrossi, vediamo qui, questo è un ringrosso di un edificio che era una discoteca, è stato convertito in spazio commerciale a Numana, quindi cambiano, oltre che il miglioramento sismico, è stato fatto anche un adeguamento statico. Anche qui tutto il telaio verticale, incremento importante dei carichi, si è deciso di fare ovviamente ringrossi senza andare a gravare troppo in fondazione con questi microcalcestruzzi. Si vede bene dalla foto in mezzo, 4 cm, sono state messe anche delle armature primarie ridotte, se non ricordo male dei F12, chiaramente la funzione è quella di dare di queste armature, oltre a integrare il contributo diffuso dato dalla fibra, peraltro vedete non ci sono staffe, è quello anche di dare la continuità attraverso i nodi, chiaramente attraverso i solai. Arriviamo verso la fine della nostra presentazione facendo vedere l'ultima applicazione, che è quella, sempre parlando di jacketing, del ringrosso delle travi. Abbiamo parlato di elementi verticali, chiaramente se si fa può esserci la necessità di andare a rinforzare e incrementare di molto il dominio di resistenza, quindi ben oltre il 50% che viene posto come limite da parte delle norme CNR sui compositi, e quindi può capitare anche sulle travi. In questo caso vedete è un RSA, questo è un miglioramento sismico, questa è stata svuotata, vedete, si vede bene il telaio, questo siamo in Meridione, siamo in provincia di Bari, il telaio con travi ribassate e pilastri, sono stati addirittura smontati i tamponamenti, questo è proprio un retrofit completo dell'edificio. Quindi che cosa è stato fatto? È stato fatto quell'intervento che avete visto prima sui pilastri e anche su tutti i telai delle travi. Quindi tutte le travi ribassate sono state rinforzate. Come sono state rinforzate? Ecco qui vediamo i pilastri, vediamo i pilastri sono stati già ringrossati con dei castri a tenuta, e vedete come il prodotto, vi dicevo, tende comunque a correre abbastanza senza essere un autorivellante. Infatti vediamo che il solaio sopra, sulle travi, sono state fatte delle tasche, vedete quei 4 fori, e fondamentalmente quei 4 fori vanno a dove? Vanno dentro i casseri, vanno a entrare nei casseri. Tra l'altro in mezzo vedete c'è un foro spia per evitare che ci siano bolle d'aria, quindi quando si getta l'aria spinta dalla massa del calcestruzzo viene poi estratta, e vedete questo è il castro. Anche qui vedete le sbadacchiature, perché chiaramente c'è necessità di avere dei casseri a tenuta, perché il materiale comunque è molto più spingente di un calcestruzzo normale. E qui vedete anche qui la classica betoniera a bicchiere, anche qui poi è stato gettato con i secchi, e si vedono qui i cartoni che vedete delle fibre del kit. Quindi anche qui vediamo ovviamente tutta l'organizzazione del cantiere, quindi fondamentalmente opere di carpenteria, i casseri, ecco, le accortezze sinceramente sui casseri è quella di curarli il più possibile, soprattutto sui pilastri avete visto prima i pannelloni, o comunque si possono fare, avete visto anche le foto precedenti a Varisella con i casseri in legno, ma di curare moltissimo le incravattature e le sbadacchiature, e cercare di sigillare e quindi crearli a tenuta con le schiume per evitare problematiche legate alla spinta, soprattutto sui pilastri. In questi casi, come vedete, la trave ribassata non era altissima come ribassamento, però pensate per esempio su quei pilastri che avete visto a Novana erano superiori ai 4 metri, 4 metri e mezzo, lì giustamente l'impresa ha preferito usare dei pannelli con dei casseri metallici e li ha controventati, come anche vedete qua. Vediamo, ecco, le operazioni poi di getto dall'alto. Qui si vede benissimo l'entità del ringrosso. Questa ovviamente è una foto che ho fatto dall'asola per il getto, manca perché se no andrebbe giù quella tramoggetta come quella che ho fatto vedere prima a Varisella, che non è altro che un piano inclinato in legno con delle spondine. Qua si vede perfettamente i 4 centimetri di larghezza della trave, dove puoi gettare. Chiaramente in questo caso la scelta fu anche quella di inserire un'armatura corrente sia di parete che di fondo F8,
con anche delle staffe minime agli appoggi, e poi vediamo gli operai che gettano. Ovviamente sono calcestruzzi, ecco, questo mi sono dimenticato di dirlo, che non vanno vibrati. Si batte sui casseri, ma non vanno assolutamente vibrati. Quindi sono fondamentalmente degli SCC. Si tende comunque chiaramente a battere il cassero, come buona pratica dei carpentieri. Quindi questa è un'applicazione, quella delle travi, che sicuramente capita meno spesso di quella dei pilastri, però vi faccio punto molto sull'aspetto che chiaramente, se avete già irrigidito i pilastri, ovviamente fate mente locale ai concetti di gerarchia delle resistenze, quindi evitare di creare travi più rigide dei pilastri, però può essere veramente una soluzione alternativa alla classica carpenteria metallica quando abbiamo incrementi di carico molto importanti che non possiamo coprire con le fibre. E sicuramente è alternativo anche al ringrosso tradizionale in calcestruzzo, perché può permettere appunto di contenere gli spessori e quindi le larghezze. Sono materiali, ripeto, che sono alla portata delle imprese, assistite sicuramente da noi se è la prima volta che li utilizzino, però sono materiali che tendenzialmente possono trovare impiego sia nell'edilizia delle ristrutturazioni, se vogliamo, quasi quotidiane degli appartamenti, delle ville, delle palazzine, così anche come nei grossi cantieri. Adesso avete visto queste RSA e vengono anche utilizzati nel campo delle infrastrutture. Non c'è quindi necessità di personale specializzato o appositamente formato per l'impiego di questi materiali? Allora, la necessità fondamentalmente è quella di avere personale istruito da noi la prima volta che lo utilizzano, questo sì. Vengono utilizzati personale qualificato unicamente nei grandi lavori, per esempio, non l'ho fatto vedere, ma abbiamo fatto lavori anche sui ponti, sulle solette dei ponti. In quel caso lì vengono anche utilizzati macchinari un po' diversi, e allora in quel caso lì, siccome ci sono gestioni di campi di getto estremamente grandi, è bene avere personale che l'ha già fatto almeno diverse volte. Però nell'edilizia, diciamo, residenziale dell'impresa che fa ristrutturazioni di appartamenti, palazzine, edifici, sono materiali gestibili, sottolineo, con la nostra assistenza la prima volta. Poi peraltro dopo procedono, per quello che ho visto, procedono abitualmente. Io sto arrivando verso la conclusione, vi ricordo tutti i nostri servizi di assistenza tecnica. Peraltro il collega, l'ingegner Santi, che mi ha preceduto come relatore, fa parte proprio dell'ufficio tecnico del gruppo Laterlite, quindi segue sia i progetti di LECA sia i progetti di Ruregold. Fondamentalmente i nostri servizi di assistenza tecnica quali sono? Avete visto prima, ve l'ho ripetuto più di una volta, la nostra presenza in cantiere, sia in fase di consulenza iniziale, sia anche in fase di messa in opera del sistema. Ma in fase, diciamo, progettuale, cosa facciamo? Sia come LECA che come Ruregold. Vi aiutiamo a scegliere la migliore soluzione tecnica, vi aiutiamo a dimensionarlo numericamente, forniamo ovviamente DVG, le voci di capitolato, analisi prezzi, e parlando di Ruregold, ecco qui vedete le tavole del nostro quaderno tecnico di manuale di calcolo. Un aspetto molto importante del nostro lavoro, e soprattutto quello del collega ingegner Santi, è quello di fornirvi supporto normativo e legislativo, perché soprattutto in questo webinar in cui abbiamo parlato di materiali compositi HP e FRC, l'ingegner Santi correttamente ha fatto riferimento sia all'NTC che alle circolari. A maggior ragione anche negli altri materiali, negli FRCM, negli FRP, vi sono tutte le norme più o meno recentemente emesse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quindi sia per la progettazione, sia soprattutto, e su questo batto molto il tasto, sulla accettazione da parte in cantiere vostre. Questo è anche molto compito mio di seguire le imprese e le direzioni di lavori con le prove da fare in situ e soprattutto la documentazione da richiedere, quindi come per esempio i CVT, che sono appunto obbligatori per i materiali compositi, e anche predisporre i kit per le prove in cantiere. Vi lascio, prima di lasciare spazio
al question alle time, domande. alle domande, quindi i miei riferimenti e quelli del collega Ingegner Santi, e direi che possiamo dare spazio alle eventuali domande. Sì, ci sono varie domande che richiamiamo magari a video anche l'ingegner Santi, Urso, così potete rispondere, alternarvi diciamo nella risposta. E hai parlato comunque di, ad esempio, di anche interventi su grandi cantieri, ma proprio riguardo al getto dei microcalcestruzzi, abbiamo visto impiegato nelle slide, ad esempio, caviole oppure delle pompe. È possibile utilizzare anche altri mezzi, quindi non so, dumper da cantiere o altro, senza problemi? Sì, allora abbiamo fatto esperienza anche in questo senso, nel senso che quando prima il collega Ingegner Santi diceva che c'è la possibilità di averlo anche non in sacchi, sottintendeva il fatto che tipicamente sui grossi lavori, soprattutto su quelli viabilistici, dove ci sono appunto necessità di fare anche grandi estensioni di getto, può essere impastato ovviamente meglio i big bag, sia nei dumper da cantiere, quindi con il mescolatore, ma addirittura anche nelle auto betoniere. Quindi ovviamente con il big bag si fa il carico in cantiere con l'elevatore telescopico del saccone nella bocca della betoniera, e poi si mescola il kit, e quindi questo viene fatto abbastanza spesso in condizioni soprattutto delle infrastrutture. Quello che va detto chiaramente, se le condizioni di accesso logistico lo permettono, è una scelta comunque felice quella di utilizzare i big bag. L'unica cosa appunto è bisogna avere sempre presente la logistica, perché non sempre sappiamo le autobetoniere possono accedere, quindi nei cantieri che ho mostrato, soprattutto quelli come avete visto anche a Rapallo, la logistica di accesso al cantiere impediva una pianificazione di quel tipo, si è andato avanti con i sacchi, avete visto, anziché le betoniere classiche a tamburo da bicchiere, sono usate le pompe, quelle planetarie, e comunque si sono posati più di 2000 metri quadri in poco più di un mese. In termini di attrezzatura, diciamo, per la preparazione in cantiere, che differenza dobbiamo tenere in conto operando, ad esempio, con monocomponenti o bicomponenti? Santi, rispondo io o rispondo io? Fondamentalmente non abbiamo grossissima differenza, abbiamo una grossa differenza in termini di attrezzature, perché la betoniera da cantiere diciamo che è la base di partenza. Quello che cambia è tanto tra i prodotti monocomponente, quali per esempio il microcalcestruzzo centro storico, e il bicomponente, forse l'ho detto molto velocemente in presentazione, cambia tantissimo il tempo di miscelazione. Hanno, diciamo che i microcalcestruzzi monocomponente di centro storico, essendo un prodotto non includente ma degradante, ha una chimica molto più semplice e quindi ha dei tempi di miscelazione estremamente più celeri, anche pari alla metà del tempo, se non addirittura un terzo dei tempi di miscelazione di quelli dei bicomponenti. Allora, progettisti ci chiedono se potreste dare un chiarimento riguardo il calcolo strutturale, nel senso a cosa si può fare riferimento per il calcolo. Santi, aspetta, devi riattivare l'audio. Ecco. Sì, allora per quanto riguarda la progettazione di questi interventi si può fare riferimento alle istruzioni del CNR, il DT 204, che praticamente regola e definisce una serie di metodologie per il calcolo, in cui sostanzialmente si va a tenere in conto di questa resistenza a trazione di questo materiale, che diciamo rientra nel calcolo secondo alcuni parametri che precedentemente ho definito, in sostanza quelle resistenze residue a trazione in corrispondenza di alcuni livelli di apertura delle fessure, che poi rientrano all'interno di alcune metodologie per poi definire un legame costitutivo del materiale, che poi sarà quello che dovrà essere utilizzato nell'analisi sezionale degli elementi strutturali.
Voi comunque fornite un servizio di progettazione su questo e di calcolo? Assolutamente sì, noi come ufficio tecnico supportiamo il progettista, in realtà lo supportiamo in una serie di fasi, ma soprattutto in quella di progettazione in cui caso per caso ovviamente si va ad individuare la soluzione migliore, non so se si parla di travi o di pilastri o di contro se si parla di solai. Quindi diciamo che non è una soluzione monotematica, non si parla solo di un materiale, si parla di una vasta gamma di soluzioni, quindi non di materiali ma di soluzioni e sistemi di rinforzo. Quindi come diceva infatti prima il collega, all'interno del mondo Rurecol sono presenti anche sistemi FRP ma soprattutto FRCM che per dei casi particolari risultano essere efficaci. Per altri invece i sistemi FRC risultano essere invece molto più adatti, come per esempio anche l'incamiciatura di questi elementi in CA. Altra domanda che ci arriva riguardo il consolidamento dei solai con soletta, come abbiamo visto in alcune slide, ci chiedono la presenza di connettori a taglio è comunque necessaria? Assolutamente no. È possibile favorire la connessione con il solare esistente mediante una trattazione superficiale in cui si va ad irruvidire la superficie, quindi a creare quella scabrezza che deve in qualche modo dare un contributo fisico nella resistenza a taglio tra i due materiali. Oppure si potrebbero utilizzare, quando è proprio necessario, il connettore centrostorico chimico, ovvero un connettore che viene applicato all'interfaccia tra il solaio esistente e la cappa collaborante di nuova realizzazione, che presenta una resistenza a taglio molto alta e quindi riesce a garantire la collaborazione tra i due materiali. In ogni caso sono giusto dei sistemi che possono essere utilizzati in alcuni casi particolari, ma non è necessario perché il materiale per sua conformazione già garantisce l'adesione con il substrato esistente. È necessario comunque prevedere un puntellamento all'intradosso? È consigliato per evitare nelle prime fasi di getto che comunque ovviamente nelle prime 6 ore di getto la nuova cappa collaborante per il sole esistente rappresenta un peso morto fino a che non inizia la fase di indurimento, quindi quando poi entra in carico. Quindi è comunque consigliato puntellare il solaio proprio per le prime fasi. D'accordo. E ci chiedono, nei casi in cui non sia possibile intervenire all'estradosso, è possibile utilizzare questo tipo di calcestruzzi anche all'intradosso? Sì, il collega ha fatto vedere anche un esempio in alcune travi dove è stato realizzato un ringrosso delle travi proprio all'intradosso. Ovviamente lui faceva riferimento alla gerarchia delle resistenze perché proprio non è, secondo le regole di progettazione della gerarchia delle resistenze, è necessario avere elementi verticali molto più rigidi e più resistenti rispetto a quelli orizzontali. Però chiaramente è possibile realizzare un'incamiciatura anche all'intradosso con questi materiali fibro rinforzati. Questo per quanto riguarda le travi, ma è possibile estenderlo anche all'intero solaio? È possibile, è una soluzione. E nel Possibile, caso... bisogna avere chiaramente consapevolezza che bisogna rompere alcune parti del solaio per poter gettare, quindi per poter pomparlo, quindi bisogna averne la consapevolezza. Questo sì, comunque è fattibile. E nel caso di rinforzo di travi ribassate, è necessario prevedere delle armature di aggancio con la struttura esistente? Allora, non è indispensabile avere la piolatura classica, come diceva prima il collega l'ingegner Santis, come peraltro sui solai, cioè quindi l'uncinatura e ganci. Tendenzialmente si tende a farlo soprattutto nelle zone di estremità delle travi, dove comunque si tende a fare, come ho fatto vedere prima in quella Bari, un'armatura che poi entra anche nei pilastri, o nei pilastri o comunque poi viene uncinata, magari resinata nella trave esistente, però non è indispensabile una piolatura continua.
Alcune domande che riguardano i casseri. Innanzitutto devono avere delle caratteristiche particolari. Prima hai fatto degli accenni ad alcuni esempi di cantiere, ma in generale cosa possiamo dire? In generale possiamo dire che l'unica caratteristica assolutamente imprescindibile è quella di essere a tenuta, perché come avete visto il prodotto è molto fine e quindi ha una spinta idrostatica molto alta, e il classico cassero, se vogliamo, da calcestruzzo tradizionale con le fodere meramente accostate, soprattutto se andiamo a fare pilastri più alti dei classici 3 metri, attenzione, perché potrebbe andare in crisi addirittura al piede, quindi potremmo avere dei versamenti al piede legati alla spinta. Non ci sono prescrizioni tra avere cassere in legno o cassere in metallo. Quello che io dico a tutti è deve essere a tenuta, e quindi siete liberi di farlo in legno o in metallo. I carpentieri il mestiere lo sanno fare bene di solito. Ricordiamogli soltanto che rispetto ai calcestruzzi normali hanno molta più spinta, e quindi infittire le cravatte nel caso dei pilastri e le sbadacchiature nel caso delle travi, e soprattutto nel caso in cui siano altezze molto alte di getto, prevedere anche una puntellazione a controvento del cassero. Tendenzialmente quando iniziano ad esserci altezze molto alte le imprese preferiscono usare i pannelloni metallici, questo è quello che ho visto, però come è chiaro che per esempio andando a lavorare sull'esistente, come nel caso di Varisella, lì sono stati bravi i carpentieri a fare dei casseri con le fodere a tenuta, e quindi non ci sono stati problemi di nessun tipo. I tempi di scasseratura sono gli stessi di un calcestruzzo normale o sono diversi? Tendenzialmente sì, nel senso che i pilastri, un po' come quelli tradizionali, a un giorno si scassano, tendenzialmente sì. E per quanto riguarda invece l'utilizzo in ambienti di tipo aggressivo, ci sono indicazioni particolari ad esempio sul tipo di fibre? Santi, vuoi rispondere tu? Conviene in questi casi utilizzare le fibre sintetiche, come per esempio quelle presenti all'interno del microcold FCC, con le fibre di PVA, in cui comunque il calcestruzzo presenta delle ottime prestazioni meccaniche confrontabili con il microcold steel, ma comunque presenta delle fibre sintetiche che quindi sono in qualche modo immuni agli agenti atmosferici a cui faceva riferimento. Ma per orientarci meglio, i vari tipi di fibre che utilizzi diversi possono avere. Allora, ovviamente all'interno dei nostri prodotti sono presenti, per quanto riguarda i due calcestruzzi della famiglia Ruregold, il Microgold Steel con le fibre di acciaio, mentre il Microgold FCC con le fibre di PVA, mentre il micro calcestruzzo centro storico è un monocomponente con fibre di PVA. Come scegliere un prodotto rispetto a un altro dipende dall'applicazione. Infatti sui solai preferibilmente si utilizza il microcalcestruzzo proprio perché essendo un po' più semplice e perché non necessita di altissime prestazioni meccaniche, per l'intervento sui solai è preferibile da utilizzare. Mentre quando poi si va a parlare di rinforzi strutturali di elementi con un incremento di capacità portante molto alto, allora si preferisce passare a materiali tipo Ruregold, quindi Microgold FCC e Microgold Steel. Se ci sono particolari problematiche ambientali, non so, si deve fare un intervento in prossimità di un'area portuale in cui è chiaramente esposta ad ambienti a forte aggressione salina, si preferisce utilizzare i prodotti con fibre sintetiche, quindi quelli di PVA, e magari evitare le fibre di acciaio. Abbiamo parlato dei tempi di scasseratura, ma ci chiedono quali sono invece i tempi di stagionatura dei microcalcestruzzi. Tempi di stagionatura fondamentalmente sono, rispetto a quelli di un calcestruzzo normale, sono un attimino più celeri, sono tendenzialmente più celeri. Fondamentalmente si hanno già delle resistenze molto che si avvicinano quasi al 50% di quelle del calcestruzzo, diciamo a 28 giorni, già dopo 3 giorni. Sono molto più veloci nello sviluppo iniziale delle resistenze. C'è uno Anche spessore minimo anche di applicazione per quanto riguarda i solai?
tendenzialmente quelli tendenzialmente difficilmente si va sotto i 2 centimetri, tendenzialmente. Il trattamento della superficie deve essere... Sì, il trattamento della superficie, ne ha parlato anche l'ingegner Santi, fondamentalmente deve essere garantita, per evitare promotori meccanici e chimici, deve essere garantita una scabrezza di 5 mm. E questo come si fa tipicamente? Si fa o con un idrolavaggio ad alta pressione o anche con una sabbiatura o idrosabbiatura. Tipicamente questi sono le due tecniche di intervento per la scarifica del calcestruzzo. L'uso della connessione chimica come promotore per evitare queste operazioni si fa nei classici contesti dove le condizioni del contorno lo impediscono, magari sotto è abitato oppure abbiamo delle attività che non possono essere perturbate dall'uso anche dai macchinari da sabbiatura, che sappiamo essere comunque rumorosi e comunque generano comunque polveri, anche se adesso si tendono a usare magari anche le criosabbiature che tendono a sabbiare però senza fare polvere perché hanno dei cristalli di ghiaccio solido. E per quanto riguarda invece il collaudo, si seguono le stesse regole dei calcestruzzi ordinari? Santi, vuoi parlare tu delle linee guida? All'interno delle linee guida sono specificati tutti gli oneri che vanno al direttore lavori e anche al collaudatore, che poi dovrà seguire un certo iter, ma è molto simile a quello classico delle strutture ordinarie. Sì, l'unica cosa che cambia sono fondamentalmente i travetti, tutto qui per la flessione. Sì. Allora, domanda ulteriore di un professionista che ci chiede se sono applicabili anche altre soluzioni nel caso di solai ammalorati, tipo travetti corrosi oppure con pignate lesionate o che si staccano, completamente staccate, insomma. Solitamente in questi casi si preferisce intanto andare a pulire un po' la superficie di intervento, ovvero se si tratta di solai in cui è già saltato il copriferro e anche l'armatura risulta essere abbastanza corrosa, si preferisce intanto rimuovere tutte le parti incoerenti, quindi non so, togliere intanto tutto ciò che potrebbe distaccarsi. Dopodiché si va a valutare intanto se è necessario incrementare le capacità del solaio, quindi o se è necessario effettuare un intervento di tipo a flessione o a taglio. A quel punto poi si va invece a ricostruire il profilo del travetto solitamente si utilizzano delle malte da ripristino per il calcestruzzo. Poi ovviamente se il solaio è soggetto a rinforzo verrà realizzata una cappa collaborante che migliora le prestazioni del solaio. Ulteriore domanda che riguarda invece il rinforzo dei pilastri, un partecipante ci chiede se nel caso di inserimento di armatura integrativa è necessario posizionare delle staffe oppure no? Se non necessario da calcolo, no, non è indispensabile, anche perché proprio questo sistema, questo materiale nasce per ridurre o annullare la presenza di armature nei ringrossi strutturali. Infatti, dove sono presenti degli elementi strutturali che non necessitano di percentuali di incremento troppo alte, in quei casi non è necessario neanche inserire armatura aggiuntiva e gli spessori sono ridotti di molto, quindi si fa poi un intervento in 3-4 cm, 5 cm, quello che in realtà si dovrebbe fare con un'incamiciatura classica in circa 10 cm. Chiaramente se poi l'intervento è più importante andranno inserite anche delle armature longitudinali o trasversali in funzione delle sollecitazioni agenti. E nel caso dei pilastri abbiamo degli spessori minimi e massimi per intervenire? Gli spessori minimi sono quelli che già il collega ha ripetuto, diciamo, più volte. Se non si va sotto i 3 cm per quanto riguarda i pilastri o le travi, perché comunque poi è difficile dal punto di vista del cantiere realizzare degli spessori più bassi, quindi si tiene sempre quello come limite inferiore. Esatto. Un po' simile quindi a quello che abbiamo già detto per i solai, ma c'è uno spessore massimo anche di intervento o possiamo arrivare? No,
No, Massimo, fondamentalmente non c'è un limite legato alla tecnologia del prodotto, c'è unicamente il limite, se vogliamo, dato dal quadro economico, nel senso che Esatto. se dovessimo tipicamente quello che abbiamo visto in tutti i lavori fatti è che il 95% dei lavori sta nel range, parlo dei ringrossi dei pilastri delle travi, tra i 3 e i 5 centimetri. Quando si arriva a ringrossi di 6-7 centimetri diventa antieconomico e conviene fare altre soluzioni. Questo è di fatto è quello che dice la combinazione tra parte di calcolo e parte economica del lato impresa. Allora, qualche partecipante ci chiede qualche dettaglio costruttivo relativo soprattutto al nodo pilastro trave. Nella vostra documentazione eventualmente disponibile per i professionisti, c'è qualcosa su questo, al di là di quello che possiamo dire adesso? Allora abbiamo... Prego. Vai. No, dicevo, all'interno sia del quaderno tecnico che stiamo per distribuire, sia anche nei particolari DVG che sono sul nostro sito, ci sono i dettagli per le sezioni degli interventi con i microcalcestruzzi. Quelli che avete visto alcuni stralci con quelle assonometrie, con quelli tridimensionali, ci sono anche i disegni. Chiaramente quello che dico sempre a tutti è impensabile che su quello che pubblichiamo sia il caso che va bene per tutto. Siccome di esperienza ne abbiamo fatta di cantieri, non abbiate problemi a coinvolgerci anche col sopralluogo e mettiamo giù assieme con la nostra esperienza di cantiere la soluzione anche operativa per il discorso dei casseri, delle demolizioni. Questo abbiamo fatto tante volte, siamo qui per questo. Ancora un'ultima domanda. Questi materiali è possibile utilizzarli anche nel caso di utilizzo della tecnica della soletta collaborante? Sì, si tratta proprio del caso, diciamo, per cui nasce il microcalcestruzzo centrostorico proprio per la realizzazione di cappe collaboranti a basso spessore, riducendo così la quantità di armatura, quindi eliminando la presenza di una rete elettrosaldata che nel caso di una cappa classica dovrebbe distribuire il carico in modo uniforme, oltre a rappresentare anche una riserva di resistenza a trazione, che in questo caso sarebbe comunque offerta dalle fibre all'interno del calcestruzzo, che non necessitano neanche l'inserimento di una rete per distribuire il carico. Quindi questo è fattibile anche nel caso di solai in legno rinforzati sempre con la tecnica della soletta collaborante? Sì. Abbiamo avuto casi in cui abbiamo rinforzato dei solai in legno anche con bassi spessori, proprio perché in casi particolari non si può salire molto di spessore, proprio perché diciamo, la struttura in sé non lo permette. Benissimo, direi che abbiamo esaurito, credo, la maggior parte delle domande. No, ce n'è ancora una che riguarda invece le temperature entro le quali si può fare il getto. C'è un range definito? Ma allora il range è quello tipico del calcestruzzo, fondamentalmente, e questo è anche un aspetto che mi sono dedicato di dire prima, bisogna evitare di gettare sotto i 4 gradi e sopra i 33-34 gradi. Non è che è impossibile, però nel caso si dovesse andare sopra quelle temperature lì bisogna assolutamente usare degli antievaporanti appena gettato il calcestruzzo, perché è vero che il prodotto è, tra virgolette, intelligente, che crea quella specie di crosticina per evitare la migrazione rapida dell'acqua d'impasto, però comunque vada, quando le temperature sono sopra i 33 gradi, quello non è sufficiente e bisogna aiutarsi con degli antievaporanti, tipicamente è quello. Bene, direi che abbiamo esaurito un po' tutte le questioni che ci sono state poste dai nostri ascoltatori di oggi, e direi che possiamo darci un appuntamento al prossimo giovedì, sempre alle 17. Vi ho postato il link se volete già iscrivervi al webinar della prossima settimana, che riguarderà le soluzioni in lecablocco per l'isolamento acustico delle pareti divisorie.
avremo con noi altri 2 tecnici di Latervite, che sono l'ingegnere Graziano Guerrato e l'architetto Sabrina Capra, che forse qualcuno di voi fra l'altro ha già visto nei webinar delle settimane precedenti. Continueremo anche nelle prossime settimane, ogni giovedì, sempre alle 17, questi appuntamenti di approfondimento delle diverse soluzioni. E io ringrazio tutti voi per essere rimasti con noi fino alla fine, per averci aiutato anche a chiarire i dubbi un po' tutti assieme dei professionisti. Ringrazio l'ingegner Santi Urso e l'ingegner Berni Baietti e vi do appuntamento al prossimo giovedì, a giovedì prossimo, sempre a partire dalle 17. Grazie a tutti e buona serata. Buonasera. Buona serata a tutti.